Il consorzio offriva questi lavori dalla A alla Z, quindi chiavi in mano. Un consorzio chiamato Casa Zero con sede a Nervesa della Battaglia, 3 le persone a capo. Il primo un rappresentante legale, un 47enne milanese, il secondo gestiva tutte le attività, un 38enne trevigiano, il terzo un ingegnere trevigiano di 55 anni, firmava asseverando che i lavori sulla carta erano stati eseguiti, ma almeno nel 50% dei casi non era stata montata nemmeno un'impalcatura. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una maxi frode, 24 i milioni di euro di crediti fittizi intercettati, oltre 500 le commesse raccolte tra Veneto, Friuli e Lombardia, almeno 230 i lavori per i quali era già stata firmata la cessione del credito. Cosa faceva il consorzio? Non effettuava i lavori, però grazie alla compiacenza di un professionista che era l'asseveratore, certificava l'avvenuto svolgimento di questi lavori per saldi avanzamento, quindi del 30% almeno, e quindi per saldi di avanzamento, stati di avanzamento successivi. Stati di avanzamento che davano il via libera alla richiesta all'Agenzia delle Entrate del versamento del credito spettante. Insomma, così il gruppo monetizzava, ad insospettire i finanzieri il fatto che il consorzio fosse nato proprio in piena pandemia. Mentre tutti chiudevano, questo consorzio apriva, quindi questo consorzio si costituiva perché ovviamente aveva intuito l'opportunità che sarebbe sorta grazie ai bonus che il governo avrebbe erogato di lì a poco. E il fatto che la società operativa, che di fatto doveva eseguire i lavori, al 90% era costituita da dipendenti amministrativi. Non c'erano gli artigiani che avrebbero dovuto eseguire i lavori. La Finanza invita i cittadini a monitorare lo stato delle pratiche di chi abbia avviato lavori con il bonus 110, verificando con lo SPID sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove tutto è nero su bianco. Se non ci sono stati lavori ma figurano delle fatture, una cessione del credito, è importantissimo rivolgersi alla Guardia di Finanza per segnalare questa situazione per i relativi approfondimenti. Se anche il cittadino non è in possesso degli strumenti tecnologici come lo SPID, il mio invito è comunque rivolgersi alla Guardia di Finanza, segnalare la situazione. Già disposto il sequestro dei crediti fiscali acquisiti, liquidità e immobili in possesso dei tre. Il capo di imputazione è truffa aggravata ai danni dello Stato.